Salute a tutti, bene begnos su Telediario. Felicina accorda segretario generale desa UIL ad inviato una lettera su direttore generale desa ASL de Nugoro Antonio Maria Soru a su direttore sanitario Pietro Mesina e pro conoscenza assessore a sanità de Luigi Arru pro sinzalare sa speleas desos pazientes che depen fare sa radioterapia in ospedale Santo Francisco de Nugoro. Sottolineando che su percorso professionale che accompagna della prevenzione a sa cura del tumore è uno dei mezzi e che dottores, infermieri, tecnicos su un professionale e grabosos con sormalaidos, iscrive Felicina Accorda, è necessario informare le autorità competenti che qualche cosa non anda in suo reparto di radioterapia. Dottora baguastos técnicos que suspenden sos tratamentos pro belle deghe sedutas in 20 dies, su ultima proneghe de su tempo malu che ad allagato sul locales e aguastato su unico apparecchio per la radioterapia che amos in provincia di Nugoro. Già esistono che sono macchine che costano un patrimonio e che non è facile in questo tempo di crisi andare a comprare un'altra, si Felicina Accorda, ma non si comprende come mai basta di un sbalzo di corrente e un temporale per firmare sus impiantos. Noi schibba responsabilità de progettazione e programmazione posta in sicurezza de sus impiantos e de sus locales. Siamo sicuri con cui si nota che questa installazione ad essere del profitto per mezz'ora impresso un servizio così dirigo ed importo umano. Potete dare chisa chi da chi entra da Gabed in Commissione Sanità e si desa riforma del suo servizio sanitario regionale che ha pustisi ad adepecolare i cussizu. Oggi difatti si sa commissione presidita da Raimondo Perra ad approvato l'articolo 2 del suo testo di legge che pertocca da l'istituzione della centrale regionale di committenza ed è scominciata la discussione generale dell'articolo 3 che pertocca l'istituzione dell'agenzia regionale emergenza urgenza. Sa centrale di committenza bene istituita in intro dell'agenzia del servizio sanitario per favorire la razionalizzazione delle spese e a fortigare la pianificazione e aggregazione della domanda pubblica dei beni e servizio sanitario. Sa questione della tarisa tassa sopra sarga del suo comune di Nugoro crasa ad affalare in prazza. Un comitato spontaneo di imprenditori e cittadini per Crassero a 7 mesi ha convocato un atto in Piazza Satta. L'obiettivo è scusso di dare chiarimento sulla sarduda dei cittadini e appustisi dei residus avvisor del pagamento. Siamo su imprenditori, commercianti, esercenti, pensionati e dipendenti e persone si straccar da pagare e de noi schire è andata a finire su dinari nostru, ischiedendo una nota a Cristiano Seddone. Siamo si stracordè pagare più un servizio che non è sta sartaria de su tanto che pagamos, i straccoso de pagare sorgastoso di un'amministrazione isenta e sprecona. Nos adoppiamo in prazza pro faveddare e pro non sconfortare. In custardie siamo inteso cittadino nechidados che non queren pagare pro protesta e ateros che non hanno a pagare che non hanno su dinari, che non bilavagene e che depen comporare sul liberosa surfizioso che andano in scuola o che depen fare si spesa. Amos invitato assessore a Sambiente e a custodire sul bilancio pro aree so sclarimentos che non servini e amos pedito vinas a suo rappresentante dell'opposizione di intervenire. E come borlasso in scuta, prosa pubblicità. Nuoto Club Nuoro, piscina comunale di Via Lombardia. Iscriviti ai corsi di scuola nuoto. Il Nuoto Club Nuoro ti insegna a nuotare. Corsi di scuola nuoto per tutte le età a partire dai 4 anni. Novità da ottobre, nuota in famiglia, genitori e figli insieme la domenica mattina, nuoto libero, anche la mattina dalle 7:30 in poi, palestra, aperto anche la domenica mattina dalle 9:30 in poi. Anche per questa stagione, prezzi invariati per tutte le attività. Per informazioni su tutte le attività ti aspettiamo in piscina dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 21. Telefono 0784 23 07 74. In una vita come te a Nugoro, che ischimos tutto e tutto, che aiutamos os amigos. Iuve semos a patria e sa valentia, ma iuve in Nugoro non donamos su sambere per chi ha bisogno. Sa valentia, ponimelo per aiutare sus atteros. Dona il sangue, avrai in cambio un sorriso. Diventa donatore abituale. Iscriviti all'Avis Comunale di Nuoro.
Un operaio addetto a sa manutenzione su Free Beach Hotel de Costa Rey Muravera è morto custo manzano in s'ospedale di Muravera, o è ricoverato per un incidente sul traballo capitato a ora 19. Secondo os primos accertamentos de sos carabinieri de San Vito, Giampaolo Mazzuzzu, che in bando 8 anni de Villa Puzzu, è stato investito da una macchina elettrica impreata a prosimogere all'intro de su resort. Su mezzo lo vi guidando un operaio de Devizia, la società che gesti su servizio de Sappinica de Sarga, presso il comune de Muravera, che vi triballande. Sar discussione fini oramai fittianasa e sar brigasa sempre più violentasa. Più de una volta in s'ultima chida isse deppia andare a s'ospedale prosiva che medicare. S'ultima briga era in Manzano, in Dominsoro, in Salighera, ha fatto essere voregonca Roberta Gasparini, 44 annoso, che ha salvato de porte die ad agarrato un lepuzzo de cochina e ha distoccato più di una volta suo marito, Pietro Girardi, che 92 annoso, o chiedendelu. E su che ha declarato sa femmina a capo desinterrogatorio durato vinzasa a tardo eri sero. Su fatto è scapitato in una villetta in su giassu artigianale. A dare s'allarme è stata s'avvizza de sa coppia che vide vergiate in provincia de Varese. Sa famiglia vaghia da Santa Littorra da sa Dome Salighera o vi persende desi che tramutare a maniera definitiva. Sos inquirentes su un'indagante pro comprende de proite marito e muzzere non daian più de accordo, amborduoso, fin disoccupatos. Questo Manzano in provincia in Nugoro è stato presentato su bando nuovo che dà denari a sar famiglia o i bisogni minori svantaggiatos pro favorire la frequenza in soro a percorso de riabilitazione equestre. Su bando est in ambito de attividades prevedidas su progetto Ipotir Duoso, o esa provincia di Nugoro scapofila in su programma operativo marittimo Italia-Franza 2017-2030. Sono state già comporate sas attrezzature e acabate sas infrastrutture del centro ippico pro aresa qualifica in sa riabilitazione equestre. In Sattobio de Custo Manzano vive in s'assessore a sa cooperazione internazionale Renzo Soro e s'assessore a su traballo e sas politicas sociales e Claudia Simula, che hanno narrato che sono bando de importo umano pro sar familias che li permette de mezzorare sa qualità de sa vita e s'inserimento sociale de sos soggettos svantaggiados pro medio di un contributo pro comporare abbigliamento adatto e pro pagare sa riabilitazione. A disponimento bisogna 82.000 euro che hanno a servire per belle 100 dimandas. Intresas iniziativa del suo progetto Ipotir Duoso vada per un intervento che ha permesso di comporare battor postale se pro su plus de Nugoro, Baronia, Mandrolisai e Marghine e pro garantire un servizio di trasporto a sul centro sequestres sovracomunales. So obiettivo del suo progetto è scusso di aumentare il centro abilitados e sas personas che bandano, ha narrato os due assessores in sa conferenza stampa. Amos potuto finas averiguare sul risultados positivos de sa riabilitazione grazie a sas testimonianzas de sas famiglias e de sos interessados. Analeare sul contributo precisa sa provincia a tutti os che hanno una condizione di disabilità accertata, che hanno una certificazione di su dottore specialista, per poter frequentare sa riabilitazione. Sa regione si deve impegnare a garantire un sostegno concreto al suo sistema radiotelevisivo sardo, agutiperato da una crisi mai connota e che è sparendo fronte a un po' di problemi a chi pertocca da editores e giornalistas e tecnicos specializzados. L'UPEDI su Cussizeri regionale di Forza Italia Ignazio Locci, che ha pretato un azzudo concreto pro a fortigare su pluralismo desinformazione, sul ruolo des emittenza regionale e che azzuda da che è ogare dai su precariato pro sos addettos de su settore. Questa classe dirigente narra Locci de peare commento obiettivo de garantire sa pluralità de desinformazione, sa boga de cada posizione politica e sa documentazione de sa realtà de sos differentes territorios. Su Cussizzu si deve impegnare a programmare una legge che sia in grado di garantire su traballo a sas emittentes locales, mescamente sas plus minores. Secondo Locci si deve seguire esandala de sas tradizione nostra, attivando servizi di promozione e sparghinamento de sa cultura e de sa lingua sarda e favorendo l'impreo de tutti os contrattos de servizio. Pro una di esos atletas palestinesos de sa polisportiva de sa città de Gerico sono arribados a Nugoro pro partecipare
a una giornata di allenamento in ambito del suo progetto Judo Camp, promovido dal suo socio progetto Farfalla, presidito dal suo mastro Nanni Sale. La delegazione palestinese è formata da un amministratore comunale di Gerico, da allenatore di 3 atleti e in Sardegna da deghe dies, grazie all'impegno dei due socios che los hanno accollidos per gli dare la possibilità di allenare in impiantos sportivi de Gabale, confrontandosi con altri atleti sardos. Ma fino a sprovuire dai subadalucu che è capitando in domensoro. Questo manzano usos atletas, sos accompagnadores e sos rappresentantes de sos socios che los hanno stranzados in Sardegna sono andados in municipio pro adobiare su sindico de Nugoro Alessandro Bianchi e assessore a sos servizios sociales Mario Angioi. Sa delegazione palestinese ha contato des esperienze sportive de sa vita e soro e ha tornato grazie a sos amigos sardos pro s'opportunidade che li sundende. Sos amministradores hanno espressato solidarietà pro la difficoltà della squadra palestinese, ma fino pro il popolo palestinese. Siamo contenti di fare parte di questo mosaico di solidarietà e anarato su sindico Bianchi che ha regalato a sos atletas su simbolo della città di Nugoro. Issos l'hanno tornato una sciarpa con sos colores della bandiera palestinese. E come per la soniscuta e nos iscurtamos a sos consigli pubblicitarios. Cerchi un'ambulanza disponibile per Nuoro e tutta la Sardegna? Chiama Asso. 7 giorni su 7 ti accompagna in ambulanza, presso ospedali, studi medici e diagnostici per le tue visite mediche, dimissioni dal pronto soccorso e dai vari reparti ospedalieri, trasferimenti in case di riposo e tanto altro ancora. Per informazioni o prenotazioni chiama il numero 392 123 4526 o prenota nel nostro sito internet. Asso, il tuo asso nella manica. A Regola d'Arte a Conciature, il nostro nome è il nostro motto. Tuteliamo la bellezza e la salute dei tuoi capelli. Nei tagli e nelle colorazioni c'è la professionalità inconfondibile del marchio A Regola d'Arte. A Regola d'Arte, la vostra fiducia è la nostra forza. Sa Dinamo Sassari in sa palestra Coni de Nugoro Prenagheou ha vinto con su punteggio del 91-78 sa formazione russa del Lokomotiv Kuban in ambito del suo trofeo Tirrenia. Un allenamento del profetto per essere a suo campionato di basket che non ha da stentare a cominciare. Contento umano su un movimento cestistico nugoresu casa Dinamo non è la prima volta che viene da Nugoro pro manifestazione benefica, ma questa volta ha giocato una partita vera in sa palestra che rappresenta sa domo de su basket e che come ad un parquet come si tocca adatto a garas di livello alto. Traballo so fatto grazie a sa collaborazione del suo comune con sa pallacanestro Nugoro. Un evento sportivo di alto livello che abita su Federbasket provinciale in prima linea, provaga da maniera che in Nugoro puro essere arrivato su basket internazionale. Atletas, dirigentes e amantiosos antifados a Dinamo Sassari che oramai non è più spezzita Taresa ma è ambasciatora della Sardegna in 3A. E questa vi ultima nuova su Telediario de Oe, vi saluto, adios a tutti.